Noi abbiamo un gemellaggio con il Gaslini oramai da tanti anni, addirittura giochiamo con la maglia ufficiale lo stemma del Gaslini sulla maglia, quest'anno i pantaloncini. Per questa iniziativa, come già abbiamo fatto 3 anni fa, ci siamo associati al Fondo Chiararama per la raccolta in favore dell'hospice pediatrico del Gaslini, il Guscio dei Bimbi. Il Guscio dei Bimbi è un hospice. L'hospice, come tutti sanno, è una struttura che assiste i malati terminali. Quindi il Guscio dei Bimbi si occupa di bambini che al momento attuale non hanno speranze di guarigione. Però la loro filosofia è quella di permettergli di compiere il loro percorso e passare la vita che gli è data da vivere, non il più possibile non da malati, ma il più possibile insieme alle loro famiglie, insieme a chi gli è caro, ai bambini, ai fratellini, ai cuginetti, in modo da essere non solo dei bambini malati, ma anche dei bambini che crescono fino a quando è possibile, e quindi questo secondo me è il meglio che gli si possa dare. È una struttura che merita tantissimo sostegno, noi cerchiamo di sostenerli per il nostro piccolo per quanto riguarda l'assistenza e il sostegno psicologico, perché tanto i bambini e le famiglie quanto il personale che si occupa di questi bambini ha grande bisogno di sostegno psicologico, e noi ci concentriamo lì sperando di poter essere utili il più possibile. La cosa interessante è il sostegno che i tifosi non fanno mai mancare a questo genere di iniziative. Esatto, è proprio così, ed è una cosa che mi riempie di orgoglio. Io tutte le volte che ho chiesto ai tifosi organizzati una mano per qualche iniziativa solidale, non mi sono mai sentita rispondere di no. Ho sempre avuto una risposta nei limiti delle possibilità di ciascuno, ma sempre corale e sempre incondizionata. Quindi questo è una cosa che mi gratifica, mi riempie di orgoglio e se posso dire è la cosa bella del calcio.